Ciao Putei. E il nonno vi conta, sempre assieme a me, Signetta, l'ossetto piccolo e a Topolina. E questa è la storia del fontanon del diavolo. Cari Putei, nessuno vi ha mai contato la storia del fontanon del diavolo? Che si catta tra due bei comuni padovani che si chiama uno Gran Torto e st'altro Gazzo. De preciso sto fontanon si trova davanti a fine di un fosso dove l'acqua si va a fermare e a formare una specie di piccolo laghetto con tutto attorno paltan tipo una paù. Cosa dicevo? Non sapevi cosa che è un fontanon? E vi spiego mi. È una sorgente di acqua che viene su da sottoterra e che di conseguenza allaga il terreno intorno. E fin qua niente di strano, perché capita in tutta la nostra pianura padana sta roba, soprattutto qua nel Trevisan e anche nel Veneziano. Ma quella che va a formare il fontanon del diavolo non è come tutte le altre sorgenti. Questa è nata per una maledizione di una striga cattiva. E nessuno fuori di me può essere sicuro che questa storia sia vera, perché nessun altro ha mai avuto il coraggio di andare a controllare. Come mai nonno sto posto si sta a strigare? Vi domanderevi altri. E un attimino di pazienza che adesso vi ho conto. State ben attenti però. E ora, dovete sapere che tanti anni fa, torno a quel posto che era un bellissimo bosco pieno di piante, osei, bestie, praco e fiori, farfalle di tutti i colori, e proprio sul posto del fontanon che era una chiesetta speciale dedicata a San Francesco di Assisi, il santo che voleva bene a tutta la natura e soprattutto a tutte le creature che stava dentro. La chiesetta era ben tenuta da un prete bravo, ma con un caratterino un poco particolare. Qualche volta si arrabbiava con niente e rispondeva anche male. Ogni anno che arrivava il giorno della festa di San Francesco, che è il patrono dell'Italia, che casca il 4 di ottobre ogni anno, un mucchio di persone, non solo di due paesi, ma anche dei paesi più distanti, e partiva chi a piedi, chi col cavallo, chi col muso, portandosi drio e a famiglia un po' di robe anche da mangiare. E si radunava vicino sta chiesetta per onorare il santo, andando a messa e poi stando in compagnia, mangiando insieme, cantando e ballando, finché i tosetti faceva amicizia, giocando tra di ori. Insomma, faceva una giornata di semplice ma vera festa. Quando veniva avanti è scuro, tutti raccurava su e su robe e si inviava sotto il chiaro della luna verso casa. E questo succedeva anno dopo anno, senza che niente potesse rovinare sta festa. Ma ecco un anno, insieme a tutta sta gente, arrivarne a Ceseta una vecchia, vestia tutta di nero e coi capelli lunghi e bianchi, tutti intrigai, in compagnia di un can grande come un lupo e un gatto tutto nero con due occhi sai, come i ciali di una carrozza. La aspettava che il prete finisse la messa e dopo si parà davanti e con brutti modi l'ha detto che la voleva che gli benedisse e due bestie. Ve cosa detto che sto prete faceva presto a farsi venire fumane e così rabbia per la maleducazione e il gadito di no e la gamma andava via. Non lo avesse mai fatto. Subito non è successo niente e a festa, i canti, i bai, si continuai fin tardi, ma come tutti si partì e il cielo si era impenito di nuvoloni neri,
che sconto è luna e anche a stelle. E se levò un vento forte che fischiava tra gli alberi del bosco, sacchettandoli fin quasi a scavezzarli. E la gente dei paesi di Gran Torto e de Gazzo, vedendo dalle finestre delle case, il visto che sopra il bosco che era scioppato un temporale mai visto, con tanti toni fortissimi e lampi che illuminava il cielo come che fosse il dì. E poi cominciava a piova, a secero versi avveniva, che continuò fino a mattina drio, quando tutto si calmò e si alzò anche il sole. Diversi uomini allora si partì e andai a vedere dentro il bosco per capire cosa che fosse successo. E ha trovato tutto a posto fin vicino alla Ceseta, che però c'era spasia. E il posto suo che c'era formato un aghetto con tutto intorno solo paltan. Nessuno ha avuto coraggio di avvicinarsi e allora si andai in cerca del parroco, ma non glielo ha trovato neanche io. E per diverso tempo nessuno ha avuto più coraggio di avvicinarsi e guardare dentro al strano laghetto. Solo un uomo, così si conta, più curioso di tutti, e si andava a guardare. Ma come si è avvicinato e si è sprofondato nel terreno e nessuno lo ha più visto venire fuori, tanto che si è pensato che fosse finito all'inferno. Da allora, per un bel tocco, tutto è stato un mistero e nessuno si andava là. Finché ho deciso di andare a controllarmi, sì, proprio me, nonno Barbon, in persona. Sono partito da qua a piedi e sono andato a Gran Torto. Ho cercato il fontanone e stando ben attento, pian pianetto, sono andato dentro all'acqua. Non si sta facile, perché a ogni passo sentivo che i piedi sprofondavano in quel paltan, come se sottoterra che fosse qualcuno che mi tirasse in su. Negavo su tutta la forza e il coraggio per resistere, ma a un certo punto non la facevo più e già ero sprofondato fino ai ginocchi e non riuscivo più a tirarmi fuori. Allora, ciappata da disperazione, mi ho fatto il segno della croce e ho detto: Gesù, Giuseppe e Maria, salvemi me e anche l'anima mia. Beh, de colpo son sentito leggero e senza più nessuno che mi tirava su. Sono arrivato a riva e cosa ho visto i miei occhi guardando ben dentro l'acqua? Ho visto venire fuori da paltan, dal fondo, una parte della Ceseta e del campanile. E sopra il campanile in punta, in vessa della croce, c'era il diavolo, che rideva contento, perché ogni tanto qualche bauco andava a corrisarla intorno e finiva dentro all'inferno senza alcuna possibilità di poter scampare. Là lo aspettava lui in persona, col forchettone in mano, per metterlo su e bronze e brustoiarlo come costesine quando gli è parecchia e sagre. Allora ho capito che di sicuro invece che voleva far benedire il cane e il gatto, era una striga, che la sega aveva offeso e che aveva fatto una fattura d'accordo col diavolo, e così, non contenta di aver punito il prete, ha fatto sparire la Ceseta, e ogni persona che si andava là permette che il naso sarebbe stata tirata sopra i piedi fino all'inferno. Così mi ho raccomandato a tutti quelli dei paesi vicini di stare distanti dal posto, per non perdere per sempre il paradiso. Questa è la vera storia del fontanone, che da quel dì si chiama del diavolo. E guardate che esiste ancora. Allora, se vuoi andare a vederlo, andate con vostro papà e che vi tenga per mano, e così sarete sicuri che nessun diavolo, né foetto o striga potrà fare niente, mi raccomando. Beh, a essere proprio sincero, adesso che penso, non sono mica sicurissimo se sta storia sia tutta vera, anche perché è a mia memoria e a vista di ora attacca
a parlare, magari ho visto mal dentro l'acqua e a striga e a maledizione non c'entra niente, se so è il terreno fatto di paltan che si tenero e fa sprofondare un pochino e dopo ha paura e ciacco e fa il resto, chissà. Comunque di una roba sono sicuro, che non bisogna mai essere maleducati con le persone, neanche con quelle cattive, perché puoi andare a finire che si abbia brutte sorprese. Vi piaciuto? Ciao, alla prossima!